La rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora Sveva, chiedo a te la conferma, vedete bene la condivisione schermo e mi sentite, vero? Sì, ti sentiamo e vediamo benissimo. Perfetto. E allora oggi 26 luglio 2025 rassegna stampa di Radio Libertà in cui ci dobbiamo occupare sempre di tantissimi argomenti e in primis le numerose grane giudiziarie di questo cosiddetto campo largo della sinistra, delle sinistre, in realtà un campo minato, lo affermò persino Ettore Rosato nel 2022 e insomma pensate all'inchiesta giudiziaria che sta terremotando Milano, che ha coinvolto anche il sindaco Beppe Sala, infatti è indagato, e poi alle accuse di corruzione per Matteo Ricci, l'europarlamentare candidato del PD proprio per le prossime elezioni regionali nelle Marche. E poi vi faremo sentire anche l'intervista che me, il nostrissimo Matteo De Sio, conduttore anche lui per Radio Libertà del programma che si tiene appunto il lunedì mattina, Te la ridò io l'America, ecco l'intervista che abbiamo registrato a Lorenzo Bernasconi, già nostro ospite di Radio Libertà e sapete ricercatore per il Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli e lui, Bernasconi, che è stato consulente presso il Parlamento Europeo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati. E allora con Matteo De Sio e Lorenzo Bernasconi abbiamo ribadito questa necessità di riaffermare in Europa la sovranità degli stati nazionali e poi ci siamo occupati anche degli effetti prodotti dall'immigrazione di massa sull'identità europea. Tutti temi che sono stati poi affrontati anche nel convegno Guardians of Europe's Borders, i controllori, no, dei confini europei, questo convegno che si è tenuto a Roma lo scorso lunedì e che è stato promosso proprio da Patriots for Europe Foundation e dal Center for Fundamental Rights. Ecco, in questo convegno poi era intervenuto lo stesso Lorenzo Bernasconi, ma anche erano stati relatori l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi e il fondatore e presidente del Centro Studi Machiavelli Daniele Scalea. E allora oggi invece Lorenzo Bernasconi è in Romania per seguire l'incontro fra il premier ungherese Viktor Orban e la consistente minoranza ungherese che vive appunto nello stesso Stato rumeno, ma poi noi nel finale di puntata ci collegheremo anche con Matteo De Sio, con il quale torneremo ovviamente a parlare di States, di Stati Uniti. Siccome per noi le vostre opinioni, lo ripetiamo sempre, sono fondamentali, contano e non poco, sono veramente un mosaico di idee, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi. Potete intervenire quindi o chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finali, oppure potete scrivere i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto le dirette Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 67 09 659. Vi ricordo sempre le nostre coordinate, quindi potete seguirci dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche ovviamente dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet www.radiolibertà.net, sempre aggiornatissimo, con tanti approfondimenti, e poi dalle app, no, di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e naturalmente anche dal canale YouTube. E vi ricordo sempre che appunto se siete stufi di questo panorama mediatico mainstream unico in cui poi spadroneggia il politicamente corretto, quindi vi potete abbonare a Radio Libertà, ci potete sostenere, basta davvero poco sempre per aiutare una radio che appunto costituisce un unicum in questo panorama e quindi basta che andiate sulle sezioni abbonati e dona ora appunto del nostro nuovo sito internet. E allora iniziamo subito la nostra rassegna stampa, la rassegna stampa vera e propria. Qui vedete la prima pagina della Verità di oggi. Ecco qui il nostro scoop sui metodi degli uomini dell'ex sindaco. Il caso appunto che riguarda le Marche, che sta terremotando un po' il PD marchigiano. Ho svelato il sistema di Ricci, mi vogliono togliere gli appalti. L'imprenditore a cui furono offerti proprio dei fondi in nero per le cene elettorali Dem spiega: mi hanno già minacciato di cancellare i contratti, sono tutti
della stessa parte. Intanto si indaga sugli sponsor del maxi casco di Rossi, la Schlein che difende il candidato, ma gli accordi ballano, De Luca asfalta Fico. Quindi vedete le contraddizioni, le tensioni, gli scandali giudiziari in questo campo largo che appunto nasce già così con tutti questi problemi e quindi la solita battuta viene da definirlo un camposanto, e poi le tensioni che non mancano anche appunto tra le sinistre, nella sinistra campana, con questi dissidi appunto tra De Luca e Fico. De Luca che probabilmente vorrà un suo candidato a questo punto per le elezioni regionali campane. E insomma viene fuori tutto questo sistema, no, anche del PD nelle Marche, e come al solito poi la sinistra si scopre adesso garantista. Infatti poi leggeremo tutta una serie di frasi, di contraddizioni, di incoerenze, no, che alla fine mostrano questi esponenti del centrosinistra, dei Dem, perché poi a momenti alterni, no, sanno essere ipergiustizialisti, manettari, quando poi le inchieste magari riguardano esponenti del centrodestra, vi ricorderete tutte le loro prese di posizione nei confronti di Toti. E l'editoriale di Belpietro proprio su questo, l'inchiesta su Pesaro, un segreto di Pulcinella, polemica su Bocchino. Come faceva Italo Bocchino a sapere che presto Matteo Ricci sarebbe finito nel mirino della magistratura? Invece di capire perché i PM abbiano indagato il candidato del campo largo nelle Marche, pare che la sinistra stia cercando di spostare l'attenzione e il focus sull'ex direttore del Secolo d'Italia, interrogandosi sulle presunte fonti riservate che lo avrebbero informato in anticipo dell'avviso di garanzia all'ex sindaco di Pesaro. Ad alimentare i sospetti di una qualche manovra organizzata dal centrodestra in vista delle elezioni regionali di fine settembre, del resto, è stato lo stesso Ricci. E qui vedete l'articolo che prosegue a pagina 3, giustamente Belpietro si pone questa domanda: com'è, ecco, la coda di paglia della sinistra che adesso grida allo scandalo per la soffiata di Italo Bocchino, ma com'è quando appunto magari giornali, testate di area di centrosinistra iniziano a rivelare indagini su esponenti del centrodestra, va tutto bene, anzi no, si osanna questa stampa libera che poi si presta ad essere un po' l'ancella, la servitrice di procure e di PM. Allora andiamo un attimo a pagina 3, poi riprendiamo anche la prima pagina della Verità. Vedete Bocchino, l'opposizione pensi alle inchieste, e qui vedete anche tutti i protagonisti, appunto le schermaglie, ecco, sopra Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, a sinistra Italo Bocchino, ex parlamentare di AN. Qui prosegue l'editoriale di Belpietro, vedete i Dem evocano il complottone della magistratura e accusano l'ex parlamentare di AN di aver avuto accesso a notizie riservate, ma lo spin doctor di Acquaroli aveva solo detto in un'intervista che la vicenda giudiziaria avrebbe avuto un peso sulle elezioni. Guardate anche i virgolettati, i nomi delle persone coinvolte nel procedimento facevano capire fin dalle prime fasi che probabilmente l'ex sindaco era finito nei guai. E poi la vera domanda da rivolgere ai leader del campo largo è perché hanno voluto un candidato che era così esposto per una vicenda delicata. E qui giustamente a chiusura delle sue riflessioni, a conclusione di queste riflessioni, Maurizio Belpietro scrive: qualche parola va però anche spesa anche a proposito degli alleati del PD. Pure loro avrebbero dovuto informarsi, in particolare i 5 Stelle, no? Che sono stati sempre, si sono sempre considerati i portabandiere, gli alfieri, insomma, di questo giustizialismo o comunque di questa questione morale. E infatti che della questione morale, no, hanno appunto sempre fatto una bandiera. Giuseppe Conte era stato rassicurato dai vertici del Partito Democratico? Punto di domanda. Quindi sapeva che tipo di controlli, di verifiche avevano effettuato. Evidentemente ha sbagliato a fidarsi e oggi si ritrova in questo vicolo cieco. Sì, perché poi lo stesso Conte, avete sentito un po' le dichiarazioni, pure lui adesso improvvisamente si sta scoprendo garantista, perché comunque avrebbe detto: sì, aspettiamo a vedere, vediamo poi come evolvono questi procedimenti penali, e quindi strano adesso anche lui, no, dice di aspettare
prima la sentenza, di aspettare la sentenza prima di parlare, di intervenire o di condannare qualcuno. Se conferma il sostegno a Ricci, rischia una campagna elettorale sofferta, con probabili indiscrezioni di atti giudiziari sui giornali, come capita in tutte le inchieste. Se al contrario butta a mare l'ex sindaco, chiedendo di cambiare candidato a 2 mesi dal voto, in caso di sconfitta rischia di essere trasformato nel capro espiatorio. Qualsiasi cosa si decida, dice un autorevole esponente del movimento, per noi sarà un danno. I pentastellati per ora hanno rinviato la scelta, ma non potranno andare oltre il 30 luglio, quando Ricci sarà interrogato. Sarà quello il giorno della verità sul candidato di centrosinistra nelle Marche e il suo futuro dipenderà dalle qualità delle sue risposte. E insomma, una campagna che quindi è decisamente in salita per Ricci, ma è per tutta la coalizione del centrosinistra nelle Marche, quindi anche per i 5 Stelle, che evidentemente si devono anche loro riconoscere questa responsabilità, no, morale nella scelta. Adesso si dà contro, ci si scaglia contro Bocchino, ma evidentemente il problema era di tutta la coalizione, che ha selezionato un candidato del quale si sapeva, no, che magari avrebbe rischiato questo coinvolgimento in determinate inchieste. E poi recuperiamo qui, vedete, la prima pagina della Verità, perché l'altra grande notizia di cui ci dobbiamo occupare oggi è questo riconoscimento da parte di Macron della Palestina come Stato. Sapete, è intervenuto anche il nostro direttore Giovanni Sallusti, anzi magari per chi si fosse perso la sua riflessione lo riapriamo un attimo. Giustamente qui vedete il titolo: Hamas dà la tessera onoraria a Macron. Complimenti. Sapete, sono state tante, no, le perplessità alla fine mostrate, espresse nei confronti di questo riconoscimento. C'è chi giustamente ha fatto anche notare: ma non è che Macron forse è il leader che sta cercando di scalpitare per passare alla storia, e allora si inventa queste operazioni qui, evidentemente proprio per anche smania di visibilità, di protagonismo. Le perplessità che poi sono sorte perché riconoscere la Palestina significa anche riconoscere però la situazione politica di quella realtà, e prendere atto che di fatto però nella striscia di Gaza in tutti questi anni ha spadroneggiato una realtà, un'entità comunque terroristica, che è quella di Hamas. Vi dicevo, lo recuperiamo un attimo, no, cari ascoltatori, per interpretare il micro Bonaparte Emmanuel Macron e le sue assurde azioni sullo scacchiere internazionale. Eh sì, perché gioca ad essere, no, il nuovo Napoleone Bonaparte Macron. Lasciamo stare la politica interna francese, un paese in crisi e un disperato accrocchio di governicchi con l'unico scopo di tenere alla larga il Rassemblement National di Bardella e Le Pen, che poi ricordiamoci anche la macchina del fango, la macchina giudiziaria che si è rimessa in moto, no, contro tutti i sovranisti europei, contro appunto lo stesso Rassemblement National, con quelle perquisizioni nella sede, no, vi ricorderete. Quindi è inutile perdere tempo con analisi geopolitiche, in questo caso funziona meglio l'andante popolare: dimmi con chi vai e ti dirò con chi sei. E infatti dimmi con chi vai, perché riconoscere lo Stato di Palestina a queste condizioni, no, con una striscia di Gaza che negli ultimi anni è stata di fatto, no, governata da un gruppo terroristico. Qui vedete, Sallusti aveva affermato il gruppo di terroristi nazi islamici, e che poi ha appunto accolto con favore questo annuncio del presidente francese Emmanuel Macron. Quindi questo giusto per ricapitolare, ecco, per chi, dicevo, magari non l'avesse ancora seguito, letto o sentito questo editoriale del nostro direttore. Vi rileggo la conclusione. Quindi il mediatore di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che non è un falco e tesse incessantemente la tela per un accordo a Doha, si è ritirato perché, sostiene, Hamas non mostra alcuna intenzione di raggiungere l'accordo, vuole semplicemente annientare Israele. E quindi il problema resta lo stesso, cioè perché poi questo riconoscimento, quando l'interlocutore poi di fatto sarebbe una realtà che continua a negare il diritto all'esistenza di Israele e che continua a sostenere che Israele vada cancellata dalle cartine. Questa poi è anche la posizione che oggi
troveremo su Libero, ricordata, espressa anche da Daniele Capezzone, ma ci andiamo fra poco. E quindi nelle stesse ore Macron invece compie la mossa di riconoscere la Palestina di Hamas incassando neanche complimenti. Se il presidente francese non si sbriga a compiere una sana autocritica su una questione del genere, non si sa per cosa mai potrà più farla. E quindi, insomma, giustamente l'accusa verso questa operazione, che ovviamente poi è stata anche criticata dallo stesso Trump, o comunque Trump ha detto: beh, qualcosa di irrilevante. Macron apre allo Stato palestinese, qui vedete, ritorniamo sulla prima pagina della Verità di oggi, Stato palestinese che non c'è, Trump parole al vento, appunto, come se nulla rilevasse. Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì. E questo appunto l'articolo di Stefano Graziosi a pagina 11. Sapete già, spesso il nostro ospite Stefano Graziosi per Radio Libertà. Qui Milano, nella lente dei PM, i ricavi anomali degli architetti, e poi la Germania che, pensate, crea un aeroporto per i rimpatri. Quella Germania che vuole mettere al bando AfD, no? Si è sostenuto in queste ultime settimane addirittura la necessità di vietare agli iscritti ai tesserati di AfD di ricoprire degli incarichi pubblici, di essere dipendenti pubblici. Ecco, quella Germania che vuole mettere al bando AfD perché è pericolosa, perché è formata da pericolosi nazisti, razzisti, vedete come chiude adesso le frontiere, e soprattutto come inizia anche a ragionare di rimpatri, non solo a ragionare, ad attuarli. Quindi Monaco che emette un bando per la costruzione di un terminal dedicato esclusivamente alle espulsioni dei clandestini. Sanchez invece in Spagna nei guai per un'indagine sui centri per minori stranieri. Venerdì il verdetto dell'Unione Europea sui CPR albanesi. E poi qui vedete, torna a South Park, scrive Francesco Borgonovo a proposito della satira, no, che piace alla sinistra, che convince la sinistra quando torna a rioccuparsi appunto dei loro avversari politici, degli avversari politici, in questo caso di Trump. Ai progressisti che piace la satira, specie quando colpisce i suoi nemici, ora che la sitcom americana South Park ha messo alla berlina Trump, ironizzando anche sulle sue parti intime, pensate un po', i democratici benedicono la libertà di critica, la satira, dimenticandosi del politicamente corretto con cui in altri casi hanno provato a censurare la comicità di destra. E poi invece questa riflessione di Tobia De Stefano sui tassi di interesse che vanno giù, ma i fili mica tanto, e l'intervento del ministro Giancarlo Giorgetti, lo ricordiamo sempre che è stato premiato come il ministro delle finanze dell'anno da The Banker, no? Questo mensile del Financial Times, molto letto in tutto il mondo. Allora, nell'ultimo anno la BCE, seppure in ritardo, ha tagliato dal 4,5 al 2% il costo del denaro, ma non c'è stato lo stesso risparmio sui prestiti erogati dalle banche. Per i fidi fino a 1 milione di euro il tasso medio è sceso dal 5,91%, questo è il dato di maggio 2024, al 4,43%, maggio 2025, una riduzione di 148 punti base. Per quelli sopra il milione il calo è stato invece leggermente più marcato. Ancora peggio per i mutui concessi alle famiglie. Il costo medio di un finanziamento immobiliare ha sfiorato il 4% contro il 2% di Francoforte. Solo un anno fa il differenziale era inesistente. E poi vedete la sentenza, l'altra sentenza politica da parte della Corte Costituzionale, mentre afferma un mezzo no all'eutanasia, la consulta aiuta il PD sul fine vita. Perché quest'altra pronuncia? La consulta frena sull'eutanasia senza esprimersi sulla sua ammissibilità. Intanto tira in ballo il sistema sanitario nazionale, il servizio sanitario nazionale, e ciò basta al PD per riniziare l'assalto al disegno di legge sul fine vita promosso dalla maggioranza, che invece mira a escludere medici e infermieri dall'iter del suicidio assistito. E quindi è uscita ieri la sentenza sul caso di questa 55enne toscana. Qui vedete, andiamo a pagina 7 per andare proprio all'interno ovviamente della Verità e leggere di questa sentenza. Vedete la consulta che frena sull'eutanasia, ma il PD pensa già al medico killer. La Corte che boccia il ricorso sulla paziente paralizzata che chiedeva di essere uccisa, senza entrare nel merito dell'ammissibilità della pratica. Però tira in ballo, appunto, dicevamo, il sistema sanitario nazionale, ed ci si aggrappano. Cos'era successo quindi di questa donna affetta da sclerosi multipla progressiva e completamente paralizzata?
benché l'ASL competente le abbia riconosciuto il diritto alla dolce morte libera, così l'ha ribattezzata l'associazione Luca Coscioni, non è in grado di somministrarsi da sola il farmaco letale. Perciò chiede che sia il suo dottore di fiducia a compiere il gesto finale. Il problema da cui origina l'interpellanza del Tribunale di Firenze è se poi egli debba essere imputato ai sensi dell'articolo 579 del Codice Penale, quello che punisce l'omicidio del consenziente. Solo per il successivo, il 580, che norma la fattispecie dell'aiuto al suicidio, un precedente verdetto ha disposto la non punibilità del reo qualora abbia agevolato il proposito di una persona in possesso di 4 requisiti, che spetta alla ASL e al Comitato Etico Territoriale valutare. Insomma, aver contratto una malattia irreversibile, patire sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale, compresi cateteri o altri dispositivi, la cui privazione cagionerebbe in breve il decesso, essere pienamente capace di intendere e volere. E queste, se vi ricordate, erano le 4 condizioni che già la Consulta, la stessa Corte Costituzionale, aveva riconosciuto proprio per la possibilità di un fine vita, invitando poi il legislatore a normarla e comunque a riconoscere legislativamente queste 4 condizioni e perciò poi l'intervento del Parlamento, perciò questa iniziativa con il disegno di legge sul fine vita. E allora nello specifico quindi la signora lamenta l'irreperibilità di un macchinario attivabile con un comando vocale oppure tramite bocca e occhi bocca e occhi, che inneschi la pompa infusionale contenente questa dose fatale. Di qui il bisogno di essere affiancata da un soggetto terzo che però rischia questa pena da 6 a 15 anni, quella appunto per l'omicidio del consenziente. Quindi il niet dei giudici perché sono mancate adeguate verifiche sulla reperibilità del macchinario con cui la signora può appunto assicurarsi la morte. E questo è compito dell'IS, dell'istituto del scusatemi, del sistema sanitario nazionale. Qui la conclusione, vi leggo, visto che sono già le 8:24, la consulta quindi parla di un presidio per i deboli. I critici notano che è in ballo un mutamento della professione medica, visto che nel giuramento di Ippocrate i camici bianchi si impegnano a non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte dei pazienti. Fatto sta che è a questo passaggio che si è subito aggrappato il PD, a partire da Alfredo Bazoli, vicepresidente dei senatori Dem. Qui scrive Alessandro Rico, riportando appunto la posizione di Alfredo Bazoli. Il verdetto ha osservato, mi pare, chiuda il dibattito e ogni possibile dubbio sul ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, per cui il testo in discussione in commissione andrà integrato e subito l'eco del suo principale Francesco Boccia, il testo deve essere cambiato. Pro Vita e Famiglia, che sapete ha compiuto questa battaglia anche di opposizione, anche con il giudice, con il consigliere di Cassazione Rocchi, quindi potrebbe averci visto giusto. La pronuncia non liberalizza l'eutanasia, ma scardina la legge del centrodestra. E quindi comprensibilmente Lucio Malan ha manifestato disagio per l'intervento periodico delle toghe costituzionali nel processo legislativo. E qui verrebbe da notare che appunto non sono solo le toghe costituzionali che intervengono così nel processo legislativo, e quindi non solo loro, altre toghe, abbiamo visto anche le altre pronunce della Cassazione che sono intervenute e che hanno fatto pensare: ma allora non è che questi magistrati si vogliano sostituire al legislatore nel processo proprio nel processo di produzione di norme, nel processo nomopoietico. E allora, attribuendo una funzione al sistema sanitario nazionale, secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, la Corte è entrata in un campo che non dovrebbe spettare al giudice delle leggi. Bisognerà comunque tenere conto di questa sentenza nel proseguimento del lavoro della commissione, ha riconosciuto Malan. E meno male che i giudici, se accusati di volersi sostituire al Parlamento, no, nel legiferare, si schermiscono dietro la leale collaborazione tra istituzioni. A questo punto accompagnino direttamente i deputati e senatori in aula, magari tenendoli per mano. Eh sì, come se fossero, no, lì dei tutori che devono o magari degli amministratori di sostegno. E qui vedete appunto il virgolettato che ricapitola quello che abbiamo già letto, no? Edem, Bazoli e Boccia, va cambiato il DDL
che esclude infermieri e medici dall'iter Malan Fratelli d'Italia, disagio per le toghe che legiferano. Comunque ne terremo conto. Ma a proposito di questa battaglia, anche dicevamo di Provita e Famiglia, di alcune associazioni che sostengono: ma perché insistere con disegni di legge che alla fine di fatto sdoganerebbero questa cultura della morte, dello scarto, per cui quasi secondo le idee, no, nazionalsocialiste sull'eutanasia, se una vita non è più degna di essere vissuta allora va soppresso, in nome anche di una concezione utilitaristica, efficientistica della vita. Ecco, per tener conto di tutto questo io vi segnalo anche il collegamento che terrà il nostrissimo Giuseppe Brienza. Io vi apro qui, ecco, la locandina, perché ce l'ha mandata e lo ringraziamo, sapete, no, vaticanista, lui che scrive anche sulla corrispondenza romana, spesso co-conduttore, nostro ospite, no, in programmi di Radio Libertà. Houston, abbiamo un problema: il suicidio assistito organizzato in casa della giornalista Laura Santi dell'associazione Luca Coscioni riapre un dibattito lungo ben 85 anni. Avete letto bene, dopo quasi un secolo dal tristemente famoso film di propaganda nazista del 1941 Io accuso. Siamo ancora qui a chiederci se sia giusto che lo Stato si presti ad uccidere i malati che lo richiedono. E qui ovviamente poi sorge l'altro tema che bisognerebbe approfondire, e cioè quello delle cure palliative, nel senso per cui appunto se la sofferenza è così indicibile e così estrema, ma perché non si implementano ancora di più queste cure palliative? Perché non si pensa a lenire questa sofferenza, questo dolore? Perché non si offre questo conforto ai malati che sono in questo stadio? Cosa deve insegnare la triste storia del passato ai legislatori di oggi? Lo chiederemo a Giuseppe Brienza, giornalista e conduttore radiofonico. Vi aspettiamo lunedì 28 luglio in diretta alle 21 qui. E appunto questa nella diretta che verrà tenuta comunque in cui parteciperà appunto il nostro Giuseppe Brienza, ma è una diretta che potrete seguire anche sui social, ed esattamente sul social di Rosa Pellegrina. Poi ovviamente vi rimanderemo anche il remind. E allora io vedo che sono già le 8:29, quindi a questo punto chiedo a te, Sveva, se facciamo già il break e riprendiamo poi la seconda parte della rassegna stampa in questa seconda mezz'ora. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea per Vittorio. Grazie mille Sveva. E allora stavo prima condividendo, no, la locandina di questo collegamento, di questa intervista che terrà il nostrissimo Giuseppe Brienza proprio sul tema del fine vita e traendo spunto proprio dal film di propaganda nazista sull'eutanasia del 41, Io accuso, e forse molti di voi se lo ricordano, però ecco, giusto per rinfrescarci le idee assieme, io vi apro persino, vedete, no, la pagina Wikipedia, forse l'avete già vista, del film Io accuso, ma per riflettere con voi su questo passaggio a proposito, diciamo, dell'accoglienza, perché il film, pensate, no, questo dibattito come riprende alla fine certi temi che erano stati già sollevati nel 41 in pieno conflitto mondiale. Il film fu accolto con un dibattito abbastanza partecipato, sostenuto da un vivo passaparola. In generale si può dire che la popolazione tedesca si lasciò convincere dagli argomenti del film a favore dell'eutanasia, seppur con diffuse riserve. In particolare una resistenza talvolta piuttosto forte venne dall'ambiente religioso e soprattutto dalla Chiesa cattolica, con alcuni preti che andarono a visitare porta a porta i propri fedeli per dissuaderli dall'andare al cinema e vedere il film, mentre una minoranza di religiosi si pronunciarono invece a favore di un'eutanasia caritatevole. Non mancarono perplessità che il tempo poi dimostrò fondate sui possibili abusi che una legge sull'eutanasia avrebbe potuto sdoganare, ma le tesi a suo favore riuscirono comunque a conquistare la maggioranza dei medici, in particolare di quelli più giovani. Insomma, questo è un caso interessante, eclatante di come poi certi temi, certi argomenti, no, passati tutti questi anni, appunto più di 80 anni, si ripropongono, si riaffacciano anche alla nostra contemporaneità. Ma allora io direi di far così, per quanto riguarda la verità, passiamo un secondo, ecco, così poi vediamo anche le altre testate, passiamo un secondo a pagina 6, qui sullo studio che conferma inutile vaccinare i giovani, di Giorgio Gandola. Vedete, a proposito dell'ideologia al potere, l'ideologia vaccinista, su cui è intervenuto anche il generale Vannacci, perché vedete che l'Italia si è opposto a queste modifiche del regolamento OMS e ha ribadito, ha rivendicato la propria sovranità sanitaria. Questa poi è una posizione, non so se avete seguito in questi giorni, che ovviamente è stata ripetuta, espressa anche per esempio da Borghi Aquilini, da Armando Siri, e insomma giustamente hanno fatto notare, vedete poi l'Italia come si è opposta a questa volontà sempre dell'OMS di disciplinare dall'alto le normative sanitarie e di pretendere poi dai vari stati un asservimento sempre ai propri diktat. Studio che conferma quindi inutile vaccinare i giovani, una ricerca uscita su Yama, condotta pure da scienziati italiani, spara delle cifre roboanti. 14,8 milioni di anni di vita salvati dai farmaci antivirus, poi però certifica qui quindi la contraddizione, certifica che negli under 30 il loro ruolo è stato marginale, eppure i ragazzi vennero perseguitati con il Green Pass. Eh sì, perché vi ricorderete, no? Anche loro messi agli arresti domiciliari, che poi tanti psicologi e psichiatri sostennero, ma guardate che gli effetti sono stati dirompenti, gli effetti di questo lockdown, no? Riguardo la loro salute anche psichica, perché sono stati così isolati, sono stati privati della vita sociale e poi venivano colpevolizzati perché si diceva: ah no, vi dovete vaccinare perché se no uccidete i vostri nonni. E quindi lo studio ha il bollino blu dell'ufficialità ed è stato portato avanti dal team di Stefania Boccia, quindi direttrice del Dipartimento di Scienza della Vita e Sanità Pubblica della Cattolica, quindi con Angelo Maria Pezzullo e Antonio Cristiano, più John Ioannidis di Stanford, Università appunto americana. Prima del nostro studio, hanno sottolineato Boccia e Pezzullo, circa un centinaio di lavori hanno provato a stimare i morti evitati dai vaccini in diversi periodi o parti del mondo. Questo è il più completo perché è basato su dati mondiali riguardanti anche il periodo Omicron. Abbiamo confrontato questi dati
con quelli stimati possibili in assenza di una vaccinazione anti-Covid, calcolando così le persone salvate dai vaccini e gli anni di vita guadagnati grazie ad essi. E quindi questa cifra, no, roboante, sparata su i milioni di anni di vita che sarebbero stati guadagnati grazie a questi farmaci, però alla fine poi questo dato che è in contraddizione, che è incoerente, perché si è fatto notare che alla fine questi benefici per i ragazzi poi non sono stati così significativi. E infatti, approfondendo qui la lettura delle slide, si scopre che i bambini e gli adolescenti, quindi lo 0,01% delle vite salvate e lo 0,1% degli anni di vita salvati, e i giovani di 20, 29 anni, quindi 0,07% delle vite salvate e 0,3% degli anni di vita salvati, hanno contribuito in misura molto ridotta al beneficio totale. E quindi, traduzione per i comuni mortali, perché queste statistiche, queste percentuali sono un po' fredde, no, quindi vanno un attimo decriptate, come alcuni scienziati, all'epoca inascoltati, ricordiamoci, teorizzavano, il Covid ha colpito quasi esclusivamente gli anziani, sui quali invece era fondamentale concentrarsi. Ecco perché non si è pensato, no, da parte di questo genialone di Conte e di Speranza, di questi genialoni all'epoca, proprio di occuparsi principalmente della salute dei più anziani, perché non si sono intraprese delle azioni positive, delle misure proprio concrete per arginare la diffusione fra quegli strati della popolazione. Si dovevano tutelare queste persone più fragili, invece si poteva anche, no, dire: "Ah, ma sì, ma andate a far la spesa ai supermercati", e poi magari i supermercati si riempivano di persone anziane che potevano infettarsi così. Correre a vaccinare i bambini e gli adolescenti con l'utilizzo invasivo del Green Pass, creando situazioni da terrorismo psicologico, è stato statisticamente inutile dal punto di vista sanitario. La scelta si è però devastante, ecco, scusatemi, si è però rivelata devastante, lo dicevamo prima, dal punto di vista psicologico, con conseguenze ancora da scoprire, e servirebbe uno studio più o meno exact. E infatti exact perché ironicamente, no, viene definito così perché è l'acronimo molto impegnativo per questa indagine pubblicata appunto proprio dal Yama Health Forum, condotta dal team dell'Università Cattolica e appunto dicevamo dalla Stanford University di San Francisco. E insomma ci sarebbero tante altre questioni da approfondire qui sulla verità. L'ultima, diciamo, per rimanere su questa testata, così passiamo alle altre, riguarda appunto le dichiarazioni che ha rilasciato il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Lo vediamo adesso dalla Verità, visto che comunque tutti gli altri giornali poi le hanno riepilogate queste sue dichiarazioni. Vedete, Fontana: "No ius scholae, fine vita, i gruppi politici si mischieranno". E perché giustamente qui Fontana ha ribadito: io come cattolico sapete, no, come la penso, quali sono le mie idee sul tema, però poi alla fine è la Camera che si deve esprimere, è la Camera che con il Senato deve ovviamente concorrere al processo legislativo e alla fine approvare un testo. Il presidente della Camera al Ventaglio smentisce una sua candidatura in Veneto e si è dovuto intervenire anche su questo tema, perché si sono rincorse delle voci secondo cui lui si sarebbe voluto candidare, si vorrebbe candidare, no, in Veneto proprio per sostituirsi a Luca Zaia. Non ne so nulla, nessuno mi ha detto nulla, l'ho letto sui giornali e comunque qui stiamo conducendo un buon lavoro e non mi piacerebbe lasciare tutti questa attività a metà. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, lascia cadere la questione delle candidature alle elezioni regionali, in particolare per il Veneto. Sollecitato in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare su questa ipotesi di una sua corsa nel nord-est, fa intendere che sono appunto delle illazioni giornalistiche. E insomma è una regione delicata per la Lega, ma sono convinto che il centrodestra troverà la quadra. Quanto alle tempistiche si dice meno ottimista. Ricordo che 5 anni fa gli accordi finali arrivarono in avanti, nonostante il candidato fosse Luca Zaia, quindi nessun problema nella scelta. La partita pertanto è aperta. Sempre in tema di voto, Fontana frena sull'urgenza di una riforma della legge elettorale. Non so se sia veramente un'esigenza farla, l'ultima ha garantito la governabilità. Poi ironizzando aggiunge: "Per scaramanzia sconsiglierei, perché chi ha realizzato la riforma poi ha perso. Quello che conta", avverte, "è che la legge
fornisca una degna rappresentanza ai gruppi che raggiungono una certa soglia e che comunque offra la possibilità di governare. Il Presidente ha anche risposto sul tema della decretazione d'urgenza. Eh sì, perché è stato riaccusato questo governo di compiere un uso eccessivo, di abusare dello strumento della decretazione, ma poi si è visto che questo è in linea con anche quello che accadeva con le precedenti legislature e soprattutto si è fatto notare, guardate, che anche i governi di centrosinistra in tutta Europa ricorrono molto spesso o anche più frequentemente del governo italiano a questo strumento. Quindi decretazione d'urgenza, un nodo che si ripropone a ogni cambio di governo. La ritengo eccessiva e continuerò la mia battaglia, ma la questione non è solo di questa legislatura. Non bisogna pensare che non ci possa essere la possibilità di emendare queste procedure. La decretazione d'urgenza ha toccato livelli record superando quota 132 mesi. Il governo Meloni ha approvato in media circa un decreto ogni 9,7 giorni, corrispondente a una media mensile di circa 3 DL. Un ritmo simile era stato sostenuto dai governi Conte 2 e Draghi. Quindi vedete, nulla di nuovo, perché queste accuse, no, soltanto adesso al governo di centrodestra, che poi appunto è un'accusa non solo riguardante l'utilizzo del decreto legge, quindi per la decretazione d'urgenza, ma anche un'accusa che riguarda l'utilizzo dell'iniziativa governativa proprio per l'approvazione legislativa, e quindi si sostiene sempre ma poi la gran parte di queste norme approvate dal Parlamento la gran parte proviene da un'iniziativa governativa. Sulla politica estera è intervenuto Fontana commentando l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron a proposito del riconoscimento dello Stato della Palestina, quello di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo ricordato. Mi chiedo se questo, dice ovviamente Fontana, se questo può contribuire a risolvere o ad aggravare la situazione. Da una parte può depotenziare Hamas, dall'altra il rischio è che Israele, sentendosi accerchiata, possa inasprire ancora di più la sua reazione. E questo non mi vede particolarmente contrario se domani mi dicessero che può risolvere il conflitto, questo, cioè il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia di Macron. E quindi mi auguro però che gli ostaggi vengano liberati al più presto, ostaggi che Hamas continua a tenere, perché fu un'azione orribile quella del 7 ottobre, ma la reazione è stata del tutto sproporzionata. Israele, dal punto di vista dell'opinione pubblica, sta subendo un contraccolpo, Hamas però ha grosse responsabilità e quindi restituisca gli ostaggi. E allora, a proposito, no, di questa diciamo visione dell'opinione pubblica sulla reazione sproporzionata di Israele, cambiamo totalmente area e andiamo appunto su Repubblica e Stampa velocemente, anzi prima su Repubblica. Perché? Perché Repubblica cita proprio questa analisi, questo sondaggio, non so, magari l'avete già visto da giornalone, per chi si è svegliato ancora, no, prima di noi e quindi ha già potuto leggere le prime pagine e non solo. Eccolo qui, questo è il sondaggio che vi stavo dicendo dalla prima pagina Repubblica di oggi. Annalisa Cuzzocrea: gli italiani, Israele, fermi la guerra, no all'antisemitismo. La condanna degli italiani nei confronti di Israele per quanto sta accadendo nella striscia di Gaza è netta, ampia e trasversale. Questo riporta questo sondaggio, quindi anche qui consideratelo, come si suol dire, con beneficio di inventario. Secondo un sondaggio messo a punto da Utrend, il 65% pensa che la reazione all'attacco di Hamas del 7 ottobre sia del tutto sproporzionata e colpisca civili innocenti, quello che stavamo anche sentendo, no, dalle parole di Lorenzo Fontana. Solo il 13% non crede sia così. E quindi guardate, oggi il Repubblica di oggi dedica 2 paginate intere a questo sondaggio, vedete pagina 6 e 7, vi ci porto subito, ecco qua, con poi tutta l'infografica, ci sono i vari quesiti, quindi poi magari se avete tempo approfondite. Per esempio, no, le domande queste anche al limite dell'assurdo, secondo anche quello che aveva affermato Liliana Segre: Israele sta conducendo un genocidio nella striscia di Gaza, e poi vedete i vari colori, 41% molto d'accordo, quindi con questa scala cromatica, 22% abbastanza d'accordo. Un sondaggio appunto Utrend, addirittura il 63% ritiene che sia in atto questo genocidio. Tra gli 800 intervistati c'è la percezione di un aumento dell'odio verso Israele. Ecco, questo però va detto, va ripetuto, perché poi dalle parti dei pro-pal si sta sottovalutando questo effetto domino dell'antisemitismo che rinasce, che si ridiffonde in Europa. Per il 40% è molto diffuso, il 34% crede sia in crescita.
Qui vedete anche questo schema grafico a torta. Parliamo di antisemitismo, secondo te in Italia oggi quanto è diffuso l'antisemitismo? E appunto vedete il 33% abbastanza diffuso. E poi a pagina 7 queste altre torte, questi altri grafici a torta, vedete la diffusione dell'antisemitismo. In Italia l'antisemitismo oggi è più diffuso o meno diffuso di 20 anni fa? E ovviamente, giustamente, risponde il 33% è più diffuso. Antisemitismo e antisionismo negli ultimi anni, in particolare dopo l'inizio della guerra nella striscia di Gaza fra Israele e Hamas, si è molto discusso sulle questioni dell'antisemitismo, razzismo nei confronti delle persone ebree, del popolo ebraico, e dell'antisionismo, opposizione politica allo Stato di Israele e alla sua esistenza come Stato ebraico. Secondo te c'è differenza fra antisemitismo e antisionismo? E il 30% che risponde, quindi diciamo la percentuale più ampia, la fetta più grande di questa torta, sono concetti diversi, ma a volte atteggiamenti antisionisti possono diventare antisemitismi e antisemiti, scusate, ma effettivamente poi l'antisionismo è una sorta di maschera che usano alcuni antisemiti per travestirsi, per nascondersi, camuffarsi e giustificare anche le proprie frasi e i propri pensieri antisemiti. E questo appunto vi dicevo per Repubblica di oggi. E poi vedete, no, visto che siamo accusati di essere sempre di parte, di essere sfacciatamente, smaccatamente di parte, vedete, vi segnalo anche l'editoriale di Giannini, forse appunto anche questo qualcuno l'ha già letto, una scossa per Gaza, e quindi quella che è la reazione di Netanyahu a questo riconoscimento da parte di Macron. Le reazioni innescate dall'annuncio dell'Eliseo dimostrano che quell'atto, temerario quanto si vuole, può cambiare l'inerzia in Medio Oriente. Sentite un po', la risposta di Netanyahu è ovvia e rabbiosa. Parla di premio al terrore e di trampolino di lancio per annientare Israele. Ma del resto, appunto, sapete quali sono le posizioni di Hamas, di questi estremisti, che cosa pensano dello Stato di Israele, cosa non pensano, perché vorrebbero appunto negare il diritto ad esistere. E quindi qui vi leggo, e ve lo zoomo perché sennò veramente non si legge nulla, l'editoriale che prosegue di Giannini a pagina 13, qui all'interno di Repubblica. Nella conclusione, insomma, non servono i sondaggi per sapere che buona parte dell'opinione pubblica sa distinguere tra chi abita Israele e chi la governa, rifiuta l'equazione critica politica uguale antisemitismo, anche se prima abbiamo detto che spesso chi si proclama, si professa antisionista, poi sotto sotto è antisemita, vuole veicolare quelle posizioni, e quindi giudica imprescindibile il diritto all'esistenza di quella democrazia, una certa parte, ma proprio per questo considera non più tollerabile la mattanza di oltre 60.000 civili inermi in Palestina. Ormai non è più una reazione o una vendetta per il barbaro pogrom del 7 ottobre. Siamo oltre, sta in noi adesso far durare questa indignazione. Insomma, la posizione di oggi di Giannini. Ma allora completiamo il quadro invece delle testate dell'area, no, di centrodestra, per esempio, no? Andiamo sul Libero. Vi citavo prima a proposito di questo tema la riflessione invece di Daniele Capezzone. Guardate qui, ecco, vedete già dalla prima pagina: riconoscere la Palestina è un errore pericoloso perché Macron sbaglia tutto. Domanda: qual è l'uomo politico più pericoloso? Risposta: la tipologia maggiormente insidiosa è quella del politico disperato o del disperato politico, il che fa lo stesso. Mi spiego con un esempio, anzi con un nome e un cognome: Emmanuel Macron. Livelli massimi di impopolarità in patria, abbiamo detto, no, tutte le sue difficoltà, quante difficoltà che poi ha incontrato la scorsa estate per riuscire a formare questo nuovo governo, si è trascinata tutta questa operazione, le elezioni che aveva indetto dopo la sconfitta alle europee, quindi poi si era creato tutto questo fronte, lo strumento poi delle desistenze, insomma di quelle triangolazioni. Livelli massimi di impopolarità, dicevamo, immigrazione, estremisti islamici fuori controllo, economia debolissima, sistema produttivo alle corde. E però nel frattempo, no, questa genialata, e qui continua a pagina 13, la genialata appunto del riconoscimento dello Stato di Palestina. Ve lo leggo un attimo dall'interno, ecco qui vedete: riconoscere la Palestina è un errore pericoloso perché Macron sbaglia tutto.
Insomma, l'ultimo anno è stato addirittura devastante per lui a causa sua, proprio per i suoi connazionali francesi. Dopo il rovescio alle europee, quello che dicevamo, ha convocato elezioni politiche immediate al solo scopo di fermare la Le Pen e Bardella. In qualche modo ci è riuscito, ma al prezzo di mettere insieme tutto e il contrario di tutto. Vecchi residuati comunisti e estremisti pro-PAL. Infatti sì, poi lì è nata quella fusione, no, della gauche islamista, cioè di queste formazioni comuniste, musulmano-comuniste. Ecco. E quindi davanti a questo campo di macerie fumanti, che cosa escogita Macron? Cerca di darsi una dimensione di leadership internazionale, di trasformarsi in campione anti-Trump. Ma è proprio qui che il politico disperato, come si diceva dall'inizio, diventa pericoloso. L'ultima alzata d'ingegno è stata la sua uscita dell'altra sera per riconoscimento immediato della Palestina come Stato. E quindi poi alla fine la reazione degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non sono favorevoli in questa situazione ancora confusa, e poi l'aspirazione palestinese, che sicuramente qui scrive Capezzone è giustificata e comprensibile, questa aspirazione ad ottenere un'entità statuale dipende però anche dallo scioglimento di altri nodi che abbiamo citato, quindi la questione dell'ideologia di Hamas, del fatto che Hamas sia ancora egemonico, imperversa, e comunque del fatto che gli ostaggi ancora non vengano liberati. E quindi, giustamente qui scrive Capezzone, no, bisogna estirpare questo cancro chiamato Hamas e poi bisogna individuare il soggetto che possa essere garante della transizione. Pare difficile che sia l'ONU dopo le ambiguità di tutti questi anni. E questo è l'uomo politico tuttora idolatrato dalla sinistra e dai giornali italiani, Macron. Quindi sarà bene tenersene alla larga e anzi utilizzarlo, conclude Capezzone, come utile bussola per orientarsi. Se assume un'iniziativa, allora vale la pena di diffidarne e quindi starne alla larga, per principio stavolta più del solito. E invece, sempre qui per Libero, io ritorno un attimo sulla prima pagina di oggi. Qui vedete intanto la vignetta sui grandi colpi che si danno, no? Come boxer, come lottatori, appunto, Lashline e Conte, questo campo largo che è sempre più così dissestato per i dissidi, le frizioni, le tensioni interne, rissa nel campo largo, se le danno fra loro, Elli blinda Ricci nelle Marche avanti con lui, Conte le dà buca e prende tempo, De Luca che si lura fico e riapre il caso Campania. Ma volevo segnalarvi, lo leggiamo assieme, l'editoriale del nostro direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti, la sinistra che si scaglia pure contro Hulk Hogan, pensate, il nuovo nemico. Eh sì, perché adesso Hogan, visto che si era schierato Hogan per Trump, viste alcune sue posizioni, è subito adesso odiatissimo dalla sinistra, già da tempo comunque, no? Disprezzato, e quindi alcuni fini analisti sociologi hanno intravisto, insomma, in questo grande fenomeno, comunque in questa grande icona pop americana, magari un pericoloso sostenitore del MAGA, ma non solo. Hanno visto anche in questo fenomeno comunque di amore da parte del pubblico americano per l'idolo di questo sport, del wrestling, hanno visto un pericoloso fenomeno appunto di sovranismo. Fermi tutti, rompe una nuova battaglia culturale fondamentale della sinistra, quella contro Terence Gene Bollea, al secolo, anzi ormai nel mito Hulk Hogan. E il problema è già nella parentesi. Il progressismo mediocre contemporaneo, qui vedete va pagina 12, che poi Hulk Hogan credo che sicuramente non piaccia, non sia piaciuto alla sinistra, soprattutto da quando poi lui si era convertito al cristianesimo, aveva detto io mi sono come arreso, no? È stata una liberazione e ho ritenuto che Gesù Cristo sia veramente l'unica persona per la quale conti vivere. E se vi ricordate anche Pillon aveva ripubblicato sui suoi social proprio questo video, no, in cui ricordava commosso Hulk Hogan per la sua testimonianza di fede, poi tante testate lo hanno ricordato insomma in questi giorni. Qui vi riapro il timone, probabilmente questo articolo l'avete già visto perché appunto Hulk Hogan, il re del wrestling, che diceva il mio salvatore è Gesù, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna.
E insomma su Instagram aveva scritto lo stesso Hulk Hogan che la totale dedizione e abbandono a Gesù è il giorno più bello della mia vita, nessuna preoccupazione, nessun odio, nessun giudizio, solo amore. Non possiamo che assicurare preghiera alla sua anima, come fa sempre la Chiesa per tutti i defunti, perché possa incontrare Dio nel suo volto misericordioso. E insomma il gigante biondo, campione di Atomic Leg Drop, che era una delle sue mosse, molte altre mosse diventate leggendarie, ha forse davvero scelto bene la sua mossa finale, tornando a Dio secondo i modi e gli incontri che gli sono toccati in sorte o forse secondo la provvidenza. E quindi sicuramente immaginiamo che un Hulk Hogan che non piace a questa sinistra laicista e anche cristianofobica, ma che non piace in generale, vedete, ai tanti sociologi che hanno analizzato questo fenomeno e su cui appunto scrive oggi Giovanni Sallusti, vi stavo leggendo. E quindi c'è chi è allergico a tutte le narrazioni emblematiche, a tutte le simbologie autosufficienti, che certo possono essere trash oltre che pop, deve mettere tutto in prosa, questi fini analisti, no? Destrutturare tutto in sociologismo, trapiantare l'ideologia anche in quel terreno che è completamente ideologico, privo di ideologia, che è appunto il ring del wrestler. E allora nei commenti sui giornali di ieri c'era questo clima generale col sopracciò, era tutto un darsi di gomito a sottolineare la propria superiorità morale rispetto al defunto, tutto un tromboneggiare, un pontificare sullo Yankee, troppo ossigenato, troppo palestrato, troppo trampiano. Colui che ha dato corpo più coerente a questa crociata anti-ogoniana è stato il sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari sulla Stampa. Hogan non era un affare né di sociologia né di comunicazione, era reiterazione rituale tipicamente americana, come poteva essere il Wild West Show di Buffalo Bill, qualcosa quindi non da analizzare ma da andarsi a rivedere per chi vuole. Panarari invece ha la lezioncina innescata e parte in quarta. Hulk era la personificazione di una fake news, perché questo è giusto appunto il wrestling. No, la paradossale, basica, bukowskiana sincerità del wrestling sta proprio nel dichiararsi come finzione, fin baracconesca, laddove l'essenza delle fake news invece è presentarsi come vera, proprio per manipolare, fuorviare, orientare. Ma chi se ne frega? A Panarari non interessa la comprensione del fenomeno, né tantomeno della persona. Lui ha già da sempre in testa un obiettivo preciso. Non preoccupatevi, non serve molta fantasia e nemmeno poca, trattasi del collateralismo integrale con il trumpismo di cui l'Hulk rosso repubblicano anziché verde è stato un incrollabile portabandiera. Insomma, Panararari si è scagliato contro Hogan perché è un simbolo di questa destra, sentite un po', di questa destra trampiana. Tutti noi bambini, qui continua Giovanni Sallusti, che mimavamo negli anni 90 l'epica elementare un po' cialtrona del circo wrestling, facendo scontrare sul tavolino del salotto l'omino di Hogan con quello di André the Giant, anche se poi non lo sapevamo, stavamo insomma dando sponda a una roccaforte, sentite qua, delle trasformazioni sempre più estremistiche della destra. Quindi i bambini, no, negli anni 90 erano inconsapevoli di questa trasformazione. E vi finisco di leggere questo prima della pausa, la World Wrestling Entertainment come incubatore del conservatorismo americano occidentale. Insomma, una lettura talmente paranoica da possedere una sua coerenza interna, per cui se si va dall'Hulk Hogan smagliante degli anni '80, un po' reganiano, si potrebbe dire, seguendo la logica politichese di Panararari, fino alla sua corrispondenza ad amorosi sensi con Donald Trump. Eh sì, perché dicevamo, si era schierato poi per Donald Trump e vi ricordate che in quella convention aveva riproposto anche quel suo gesto, no, di strapparsi la maglietta e di dire facciamo partire l'Hulkmania, facciamo partire la Trumpmania, dopo che appunto Trump aveva subito l'attentato. Ma allora sono il 9:00, Sveva che dice a questo punto il break e poi ritorniamo e completiamo la rassegna stampa. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea per Vittorio. Grazie Sveva. E allora io dicevo completiamo questa parte, no? Perché per esempio a pagina 9 invece ci occupiamo sempre di un sindaco Dem, in questo caso non Beppe Sala ma
Gualtieri, per lo Sprecopoli, con anche l'intervento proprio del capogruppo della Lega al Campidoglio Santori. E allora ve lo apro, sì, è qui a pagina 9, scusate, torniamo indietro allora, eccoci qua, eventi e incarichi, la Sprecopoli di Gualtieri. Allora l'assestamento di bilancio che rivela spese folli per consulenze di scarso rilievo, Santori appunto della Lega, serve trasparenza. Qui vedete tutta l'infografica che fa vedere queste spese per l'ufficio clima, 349.000 euro, e poi tutti gli altri stanziamenti. La voce aggiuntiva qui per comunicazione, 1,7 milioni di euro interamente impegnati. E quindi staff del sindaco, il virgolettato, lo staff di Gualtieri, pensate, conta 222 persone, il capo segreteria guadagna circa 140.000 euro l'anno. Duplicazioni, in Campidoglio c'è pure bisogno di un ufficio di diretta collaborazione per collegare la segreteria del sindaco e l'ufficio di gabinetto. Si vede che, non lo so, non si parlano direttamente, non interagiscono tra di loro. Un altro ufficio si occupa del supporto da offrire al sindaco per i flussi informativi in correlazione con la figura del portavoce. Sudore copioso. Anche perché le figure sono 2 a 57.000 euro cada una e tante duplicazioni di incarichi simili per assumere tutti quelli che servono. E pensate invece, a pochi mesi dalla fine del giubileo, il 73% delle risorse non è stato ancora speso. Qui la precisazione, quindi a pochi mesi dalla fine dell'anno santo, le spese dell'amministrazione capitolina per logistica, comunicazione e vari, oltre il 73% delle risorse previste, circa 6,2 milioni di euro non è stato invece ancora impegnato. E quindi insistono i consiglieri del Carroccio, prima citavamo Santori, ma anche Politi, quindi per Santori e Politi in particolare, quindi emerge una gestione clientelare delle risorse, in particolare chiedono che si riducano le spese del gabinetto del sindaco e si metta fine allo sperpero di denaro pubblico. Roma, insistono sempre loro, quindi Santori e Politi, Roma ha bisogno di trasparenza, equità e buonsenso, stop a consulenze, incarichi e passerelle autoreferenziali. E invece adesso, a proposito delle questioni, ecco, degli scandali che riguardano comunque la sinistra, il campo largo, io vorrei citarvi, anche segnalarvi, andiamo sul Tempo di oggi, a pagina 3, questa intervista che invece ha concesso la Picerno proprio su Conte, sulle posizioni che sta tenendo i leader 5 Stelle, quindi questo è il tema, scandali, no? Dissidi nel campo largo a sinistra. Allora vi apro intanto la prima pagina del Tempo di oggi, ecco qui, anche perché vedo sono le 9:04, quindi fra poco mandiamo in onda anche l'intervista che abbiamo registrato sul tema anche della difesa dell'identità europea, della difesa delle nostre frontiere, della difesa di questa immigrazione selvaggia, quindi anche se volete qui giusto corollario della necessità di una remigrazione per tutti gli immigrati che son qui in Europa a delinquere. Allora vedete, Lilliput, il gioco di parole, proprio per chi ricorda ovviamente no, il grande romanzo di Gulliver, I viaggi di Gulliver, vedete il PD è travolto perché Ellie si fa piccolina, si fa piccina, ormai questa sinistra è tenuta sotto scacco da Conte e anche un po' dal loro giustizialismo, che però poi, l'abbiamo già detto prima, diventa garantismo quando si tratta di difendere i propri candidati coinvolti in inchieste. Il PD è travolto dalle inchieste giudiziarie, Schlein è costretta alla svolta garantista, offre la solidarietà a Sala e difende Ricci, ma i Dem sono confusi e De Luca la bombarda, a Nazareno Sciacalli. No al Movimento 5 Stelle in Campania e ora Conte Gulliver è pronto a fare il leader che diventa grande. Ma vi citavo questa intervista, appena Picerno, Ricci va davanti, Conte fa il censore, con lui è difficile creare l'alternativa. E appunto a proposito di Gulliver, oggi Cerno, nel suo Chernobyl, guardie e ladri e la democrazia di Gulliver. Non so cosa penserebbe Gulliver, ma la democrazia è lillipuziana, si fa piccina insomma, usa il microscopio per cercare nelle cellule liberali il modo per dirci che sbagliamo sempre noi, italiani qualunque, convinti che la società possa vivere serena con un po' di buonsenso. E invece, attenzione, la cronaca e gli stessi magistrati, a volte la stessa Cassazione, ci spiegano che non è così. Noi pensiamo che a guidare la società sia il buonsenso. No, siamo noi a sbagliare sempre, sbagliano le guardie e i ladri non sono diventati la stessa cosa delle guardie.
nel nome del WOC, sono diventati la stessa cosa delle guardie, ma ormai hanno rovesciato i ruoli. Eh sì, è il mondo al contrario di Vannacciana memoria. È meglio delinquere nel nome del diritto che cercare la legalità nel nome dell'azione. Come nel caso Rami, la cui morte dispiace a tutti, ma è la morte di un fuggitivo avvenuta per quello che si chiama rischio del mestiere e che vede oggi sul banco degli imputati non il crimine ma la legge, con un'indagine che coinvolge i carabinieri che nel nome del popolo italiano l'avevano inseguito. La stessa cosa succede ad Ascoli con dei ladruncoli italiani che finiscono per mettere sotto processo quello Stato che a parole si dice che loro sono i criminali. E quindi il riferimento è a questa notizia qui, adesso vi ci porto a pagina 5 del Tempo di oggi, questa è invece una di altre di quelle notizie che ci scandalizzano e allora ve la anticipo anche perché sono già le 9:07. Allora vedete un altro caso Rami, i carabinieri che inseguono un'auto con i ladri e uno di questi carabinieri adesso si ritrova indagato. L'indagine sul militare anche per l'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Triste realtà, quindi oltre a quella di Ascoli Piceno è andato in scena anche un inseguimento a Roma dove sono rimasti feriti 4 carabinieri. Giustamente qui il virgolettato sbalorditivo l'ha puntato e finito nel mirino della magistratura per essersi affiancato all'auto dei malviventi durante l'inseguimento. Insomma, sembra quasi che loro, i carabinieri, le forze di polizia, non debbano più inseguire ladri e criminali. Benvenuti quindi nell'anarchia, benvenuti a Gotham City, secondo queste toghe. E allora vi lascio, prima di farvi sentire l'intervista, perché vedete qui la riflessione addirittura della stessa Picerno, che dice, vicepresidente del Parlamento europeo, le analisi del sangue ce le fanno i cittadini, non i leader Movimento 5 Stelle, cioè le analisi del sangue ovviamente facendo riferimento sempre al giustizialismo manettario e censorio dei 5 Stelle che stanno lì a passare al setaccio tutti quanti e a dare patenti di credibilità e ormai sì, sono loro i 5 Stelle che incarnano, rappresentano la questione morale, che sono i sostenitori fautori, ecco, di questa loro superiorità morale. E poi, prima di lasciarvi un attimo, vedete, ritorniamo un attimo però sulla verità, perché ecco, una di quelle altre notizie che veramente fanno scandalo, ci scandalizzano, ci indignano, ecco qui a pagina 9, allora guardate ve la apro da qui, facciamo prima, ecco qua, Milano, baby gang di magrebini che deruba e fa spogliare 2 minorenni. Forse l'avevate già letta questa notizia, fratelli rapinati e minacciati con un bull terrier fuori dal Bicocca Village, 6 arresti. Ecco, baby gang di magrebini, magari sono proprio quei ragazzi a cui Tajani vorrebbe concedere, regalare lo Ius Scholae. Solo alle 9:09, allora Sveva direi di far sentire la nostra intervista proprio sulla difesa dell'identità europea con Lorenzo Bernasconi, appunto ricercatore del Centro Studi Machiavelli. E allora oggi è di nuovo in collegamento con noi di Radio Libertà il dottor Lorenzo Bernasconi, ricercatore del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli. Ricordiamo, è stato consulente presso il Parlamento Europeo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati ed è in collegamento con noi anche il nostrissimo Matteo De Sio, come sapete, conduttore per Radio Libertà per Te la rido io l'America il lunedì mattina. E allora Lorenzo, Matteo, grazie per essere di nuovo con noi. È sempre un onore poter tenere queste nostre chiacchierate di approfondimento. Grazie a te, Ben Pier, per ritrovati a l'invito. tutti voi. Grazie, grazie ragazzi. E allora Lorenzo, vengo subito da te perché lo scorso lunedì a Roma, proprio all'Hotel Hassler di Piazza Trinità dei Monti, si è tenuto questo convegno intitolato Guardians of Europe's Borders, che è stato promosso sia da Patriots for Europe Foundation e sia dal Center for Fundamental Rights. Sei intervenuto anche tu, ma ricordiamo sono intervenuti anche come relatori l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi e il fondatore, il presidente del Centro Studi Machiavelli, Daniele Scalea. Allora, per sintetizzare un po' il contenuto di tutti i vari interventi, ti chiedo subito come possono essere tutelati questi confini europei, quali sono poi gli effetti che produce questa immigrazione di massa incontrollata sulla nostra identità europea e a questo punto come possiamo anche riaffermare la nostra sovranità nazionale, la sovranità nazionale degli stati. Ma in realtà concettualmente è molto semplice. L'Europa dovrebbe fare quello che fa tutto il resto del mondo, cioè trattare l'immigrazione illegale come un problema di sicurezza nazionale e non come un problema umanitario. Tutti i paesi, inclusa l'America di Trump,
che sicuramente non può essere considerato un paese poco democratico, stanno adottando politiche sempre più dure, sempre più restrittive contro l'immigrazione illegale e stanno facilitando enormemente le deportazioni degli illegali, perché l'unica maniera di disincentivare i flussi illegali in ingresso è sostanzialmente dare una prova a queste persone che chi entra legalmente non potrà poi restare a tempo indeterminato sul territorio nazionale. Quello che purtroppo l'Europa non riesce a fare, perché è incartata in una logica, che è quella degli accordi di Dublino, che è vecchia e è stata completamente superata da un mondo che nel frattempo è cambiato radicalmente. L'Europa è incartata in questa logica, pensata in epoche in cui i numeri erano infinitamente più bassi, non riesce a capire che un problema nuovo va affrontato con metodi nuovi, con approcci diversi, e resta indietro con un atteggiamento quasi rassegnato, come se un'immigrazione che è diventata ormai una vera e propria invasione fosse un fenomeno inimitabile. Quello che spesso ci sentiamo dire: sì, ma le migrazioni ci sono sempre state, non si possono fermare, dimenticando però l'altra faccia della medaglia, che le migrazioni sono sempre state, nella storia, migrazioni armate, invasioni, atti di conquista, in cui chi si trovava a essere dalla parte della popolazione sconfitta, della popolazione che veniva occupata e sostituita, perché questo accadeva, solitamente non aveva, diciamo, un bel destino. Ecco, di questa cosa in Europa è vietato parlare, ma è evidente, se guardiamo molte città del nord Europa e anche di parte del sud Europa ormai, demograficamente sono città che non sono più europee, in cui abbiamo una maggioranza, una ampia minoranza ormai musulmana che afferisce ad altre culture, ad altri modi di vivere che non sono sicuramente quelli europei. Se guardi Bruxelles, gli autoctoni scappano da Bruxelles perché non vogliono vivere in un contesto che è molto più simile a quello del Nord Africa, quello del Marocco, dell'Egitto, rispetto che non a un contesto europeo, dove la gestione anche degli spazi pubblici e il tipo di libertà che ci si può permettere negli spazi pubblici è quello tipico di un paese nordafricano e non di un paese europeo, dove una donna non può girare da sola la sera perché rischia la vita. Ecco, questa è una cosa che non è accettabile in un contesto europeo. Sentiamo parlare molto spesso, anzi quotidianamente, del patriarcato, di questi uomini, di questi terribili uomini violenti e aggressivi, però sono sempre solo gli uomini bianchi europei, perché gli immigrati, quando c'è un atto di violenza compiuto dagli immigrati, è una questione di marginalità, di povertà, di cultura, ma lì il patriarcato non esiste. Assolutamente sì. Insomma, un'immigrazione di massa che è una minaccia per l'Europa, per gli Stati europei, Matteo, ma invece noi sentiamo ripetere un'altra narrativa per cui la minaccia è solo la Esatto. Russia di Putin, no? Parlando proprio di una vecchia logica e di una rassegnazione proprio da parte dell'Europa e passività, possiamo anche aggiungere in questo caso, proprio nelle politiche europee. Parliamo di una Russia di Putin dipinta come nemica aggressiva, quando in realtà anche la stessa Europa alla fine, imponendo sanzioni e anche con questo riarmo voluto fortemente proprio dai presunti pacifisti, presunti democratici, parliamo anche di un'Europa che non si fa problemi a sostenere un'Ucraina che, come dicevi tra l'altro anche tu Lorenzo, in un tuo video che parlavi proprio dei bandieristi in Ucraina, un'Ucraina che ha ancora molti componenti dello storico battaglione nazista Azov proprio all'interno delle stanze dei bottoni, all'interno delle stanze delle decisioni, quindi parliamo di un'organizzazione, possiamo dire, addirittura sopra il governo, un'organizzazione sotterranea praticamente, come se fosse una loggia, una setta, che però è una setta molto, molto aggressiva. Quindi parliamo in realtà di un'Europa che di facciata propone ideali di pace, ma solo a queste persone che, come dicevi tu, vengono qui illegalmente per poi alla fine mettere a soqquadro purtroppo le nostre città. E dall'altra parte alle potenze economiche più forti vicine
diamo il nostro cattivo volto. Beh, ecco, poi riguardo l'Ucraina, proprio notizie di questi giorni che Zelensky ha sostanzialmente posto sotto l'autorità del governo e quindi indirettamente sotto la sua, perché poi il presidente in Ucraina, che segue un modello un po' alla francese, in realtà di fatto ha autorità a sua volta sul governo, e con Zelensky ha posto sotto la sua indiretta autorità l'autorità anticorruzione, che per definizione dovrebbe essere indipendente, perché evidentemente l'autorità anticorruzione dell'Ucraina stava indagando su cose che Zelensky preferirebbe restassero sotto il tappeto. E stava facendo evidentemente il proprio lavoro e di problemi di corruzione ce ne sono in Ucraina, come fino al 2020, secondo l'Economist, che non è certo una fonte vicina al Cremlino, l'Ucraina era un paese con enormi problemi di corruzione ed enormi carenze democratiche. Dopodiché, siccome è scoppiata la guerra e gli Stati Uniti hanno deciso che gli ucraini erano nostri amici, a questo punto l'Ucraina è diventato questo paradiso, questo fiore di democrazia. Zelensky è un presidente illegittimo, il cui mandato è scaduto da mesi, ma che, prorogando la legge marziale, è rimasto in carica. Tra l'altro, se guardiamo la Costituzione ucraina, Zelensky, non potendo chiamare nuove elezioni a causa della legge marziale, avrebbe dovuto cedere la presidenza pro tempore al presidente del Parlamento, ma si è guardato bene dal farlo. Quindi, pur avendo due opzioni per rispettare la Costituzione, convocare nuove elezioni o cedere al presidente del Parlamento la presidenza, Zelensky se ne è ben guardato. Abbiamo un presidente illegittimo che sta minando l'indipendenza degli organi di controllo che dovrebbero fare da Camera di compensazione e da bilanciamento a quello che è il già fin troppo ampio potere che la Costituzione ucraina gli concede. Quindi è chiaro che siamo di fatto all'interno di un ambito che non è più democratico. L'Ucraina è diventata, a tutti gli effetti, una dittatura con il beneplacito più o meno consapevole dell'Occidente, che chiude tutti e due gli occhi perché si ritiene, o almeno si dice, perché io credo che nemmeno la von der Leyen lo pensi veramente, che gli ucraini stanno combattendo per noi, cosa che francamente, se non fosse che centinaia di migliaia di persone hanno perso la vita, ci sarebbe da ridere. Esattamente. E Lorenzo, noi appunto stiamo registrando questa intervista perché appunto non puoi collegarti in diretta, no? Devi partecipare ad un evento proprio con il premier ungherese Viktor Orban, alleato della Lega nel gruppo Patriots for Europe. Allora ti chiedo subito di cosa si tratta, quali saranno i temi affrontati e poi ecco se ritieni, come è stato già affermato da più parti, che proprio la rivoluzione patriottica, culturale che è stata realizzata da Orban, dal suo partito Fidesz, sia riuscita a liberare anche il concetto di democrazia ed europeismo dalla prigionia della narrazione liberale. Sì, ecco, io mi trovo in questo momento in Transilvania, in territorio rumeno, dove vive una cospicua minoranza ungherese e tutti gli anni Orban organizza questo festival, appunto in Transilvania, a Bale Tujnad, che è un piccolo paesino tra le montagne della Transilvania, e è un'occasione molto importante di ritrovo sia per la comunità ungherese che vive in terra rumena, sia per gli ungheresi in Ungheria che si muovono a migliaia facendo 10-12 ore di auto per venire a partecipare a questo festival, ed è un momento anche fondamentale per la politica ungherese, perché qui Orban pronuncia il suo discorso annuale programmatico che elencherà quella che sarà la sua azione di governo, illustrerà quella che sarà la sua azione di governo nei 12 mesi a venire. E se contiamo che tra poco più di un anno in Ungheria si voterà anche per le elezioni politiche, è chiaro che il discorso di quest'anno rappresenterà sicuramente una pietra miliare per quello che è il percorso di Orban, di Fidesz, e per quello che sarà il percorso di avvicinamento a queste elezioni che si riveleranno particolarmente combattute. Il mondo, diciamo, dell'establishment europeo sta sostenendo fortemente il candidato dell'opposizione Peter Magyar, che ricorda molto, molto da vicino un Macron, una figura costruita in poco tempo, su quel modello alla Macron, alla Rutte, di europeismo spinto, che piace molto alla gente che piace, se mi permettete una battuta. E la sfida si preannuncia molto, molto combattuta, quindi ecco, sarà una lezione vincente. Ecco, riguardo all'importanza
di quello che ha realizzato Orban in questi 20 anni, Orban ha dimostrato che un modello di sviluppo possibile, alternativo a quello propugnato da Bruxelles, propugnato dalla Commissione europea, esiste. Ha dimostrato che si può essere economicamente floridi, che si può crescere senza diventare woke, senza aprirsi alle peggiori follie arcobaleno, senza ricorrere all'immigrazione. Si può crescere sostenendo la demografia interna, anziché importando disperati dal terzo mondo. Per questo Orban è così odiato dall'establishment europeo, perché dimostra che un'altra via allo sviluppo è possibile. E in questo senso l'ingresso di Fidesz nei patrioti per l'Europa, dal mio punto di vista, è stato un passo fondamentale, perché dà da una parte un modello da seguire ai patrioti degli altri paesi, e dall'altra parte dà a questo movimento patriottico una forza e una capacità di impatto molto più ampia rispetto a quella che avrebbe, diciamo, la forte, la solida, la ben strutturata ma piccola Ungheria. Perfetto, allora veramente Lorenzo aspettiamo una bella cartolina virtuale dall'evento, un bel collage di foto e magari anche il saluto anche del premier ungherese Viktor Orban. Farò del mio meglio anche su questo. Sul saluto di Orban non posso garantire, però sicuramente credo che apprezzerebbe molto quello che state facendo, il lavoro che state facendo per portare una voce diversa, per portare una narrativa diversa in un panorama mediatico che, ahimè, è sempre più tristemente monotono, monocorde e appiattito su una narrativa che sembra sempre più legata agli interessi di Bruxelles, agli interessi di Washington, piuttosto che agli interessi dei nostri territori e della gente comune, degli europei che vogliono vivere, vogliono crescere, vogliono girare per le proprie città senza temere di essere accoltellati a ogni piè sospinto. Esatto, vogliono essere appunto liberi e sicuri. E allora grazie ancora a Lorenzo Bernasconi, grazie a Matteo De Sio, grazie veramente ai ragazzi e ovviamente ci ritroviamo presto, magari proprio per commentare alla fine questo festival, questo incontro che si terrà. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi. Grazie a te Pier e grazie agli telespettatori. Di nuovo a te la linea per Vittorio. Grazie, grazie mille Sveve. Allora ti chiedo subito se poi tu sia riuscito a raggiungere il nostrissimo Matteo De Sio, se sia già in collegamento, ecco. Giusto un attimo che lo collego. Perfetto. Allora io intanto, se vedete ancora qui la schermata, vi segnalo però questo articolo che non avevamo ancora visto del Quotidiano di Sicilia, perché è l'intervento di Salini per WeBuild a proposito del ponte sullo Stretto. E qui vedete pagina 3 di oggi del Quotidiano di Sicilia, l'edizione appunto di oggi sabato 26 luglio. Allora, occhi del mondo su quest'opera. C'è attenzione particolare nel mondo. Tutti guardano a questo ponte di Messina e ci chiedono del ponte di Messina. Per noi è un progetto molto rilevante che sarà un punto di svolta per l'Italia, per la tecnologia italiana e anche credo per WeBuild. Verremo percepiti in modo diverso nel mondo come il principale costruttore mondiale di infrastrutture altamente complesse. E sapete insomma quanto Matteo Salvini si stia impegnando per questa realizzazione, per quest'opera, quanto la sinistra sia, diciamolo, sotto invidiosa e quanto insomma abbia cercato di osteggiare, di criticare, continua a Per criticare Vittorio, Matteo è l'opera. in linea. Ah, perfetto, grazie Sveva, grazie Matteo, ci senti? Sì, vi sento. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie qui Pier. Grazie Matteo per averci raggiunto. E allora io prima di entrare nel merito, no, delle questioni che avevamo comunque discusso già comunque ieri e c'eravamo insomma scambiate queste idee, no, su alcuni temi che poi credo che riaffronterai lunedì con Te la ridò io l'America, volevo con te un attimo anche analizzare l'articolo che ci ha mandato il professor Marcello Gualtieri, che sapete poi è stato ospite della illustrissima Alessandra Mori, che sapete appunto ha vinto anche questo microfono d'oro ed è in compagnia ovviamente di Tonino Danna e quindi come di Lorenzo Viviani, quindi questa nostra
nostra compagnia di crisomicrofonati, ecco, per usare un termine che ha utilizzato lo stesso Tonino Danna. Allora il professor Marcello Gualtieri, economista, ci ha mandato questo articolo, l'analisi a proposito dell'economia statunitense che è in panne, ma la borsa è alle stelle. Quindi questo un apparente paradosso, se vogliamo, un'altra di quelle aporie che dovremmo commentare. Io ve lo zoomo perché magari da qui, ecco, riuscite a leggerlo meglio. Qui vedete, no, mi sono già occupato, scrive il professor Gualtieri, nelle settimane scorse di quantificare alcuni risultati, secondo appunto il professore, negativi della Trump Economics, ma l'esame non può dirsi completo se non tiene in considerazione un dato di fatto sul quale gli economisti si grattano la testa come zio Paperone quando nel fumetto si legge Momble Momble. Questi dati dell'economia reale, quindi l'inflazione che cresce in 3 mesi dal 2,4 al 2,7%, il PIL scende meno 0,5% nel primo trimestre. Insomma, questi dati di macroeconomia che farebbero preoccupare, gli occupati invece di crescere di 100.000 unità come atteso calano di 33.000, il dollaro si è svalutato del 13% da inizio anno, però poi invece i risultati di Wall Street. Nonostante questi dati negativi dell'economia reale e finanziaria, l'indice di borsa di Wall Street è ai suoi massimi storici. In mezzo ovviamente ci sono state le montagne russe post Liberation Day, in cui il cerchio magico di Donald Trump ha guadagnato miliardi di dollari e molti risparmiatori invece se li sono persi. Come mai questa dicotomia? Non esiste una risposta certa. Se si chiede a 2 economisti si hanno almeno 3 opinioni. Dico la mia, può essere una bolla speculativa. E allora Matteo, scusami per questa, se vogliamo, divagazione, ma un articolo il professore ci ha mandato proprio poco fa e ci tenevo a leggerlo, a commentarlo con te, ma con te ti dicevo dobbiamo parlare di queste 2 notizie al volo che insomma abbiamo sentito negli ultimi giorni, e cioè innanzitutto dei 2 italiani che erano detenuti in questa alligator Alcatraz e che poi sono stati trasferiti, e poi una notizia che forse è stata usata anche strumentalmente dalla sinistra, replicata, e poi invece anche di questa particolarità dei dazi nei confronti del Brasile, dei dazi voluti da Trump a quanto pare per aiutare Jair Bolsonaro. Ecco, tu che idea ti sei fatto su questi 2 aspetti, queste 2 questioni? Che entrambe ci portano a parlare di 2 situazioni molto, molto importanti. La prima è che quindi evidentemente l'amministrazione Biden, quella Obama e anche quelle precedenti non erano così molto ligie al controllo sul proprio territorio dell'immigrazione irregolare, dell'immigrazione aliena, come la chiamano negli Stati Uniti, se i nostri connazionali sono rimasti sul territorio statunitense per oltre un quarto di secolo. L'altro invece, le sanzioni e i dazi proprio nei confronti del Brasile, secondo me Donald Trump prende proprio 2 piccioni con una fava. Perché? Perché da una parte appoggia il suo alleato politico Bolsonaro, dall'altra comunque attacca un Brasile che ha cercato più volte di distanziarsi proprio dagli Stati Uniti quando ha avuto come presidente Lula, un Lula che tra l'altro è l'unico del BRICS che ha parlato più volte di creare una moneta proprio di quel gruppo economico di paesi emergenti. Invece tutti gli altri, quando sono stati poi interpellati dopo le parole di Lula alla fine del 2024, parlavano in realtà di un rafforzamento della moneta dei singoli paesi e non di una moneta unica. Quindi parliamo, secondo me, di un pretesto che Donald Trump è riuscito a utilizzare in maniera giusta per i propri scopi politici, ovvero punire un Brasile molto insubordinato, un Brasile che come il resto del Latino America è sempre stato dipendente dagli Stati Uniti o direttamente in maniera negativa in contrasto con gli Stati Uniti. Quindi hanno sempre avuto 2 poli opposti. Esatto, proprio così Matteo, cioè l'utilizzo del dazio quasi come strumento, no, di sanzione piuttosto che per riequilibrare la bilancia commerciale squilibrata. Ma allora io vi rubo gli ultimissimi secondi prima della chiusura perché volevo leggervi questo aforisma proprio per darvi il saluto, no, a conclusione della puntata, un aforisma che ci ha mandato Orazio Sant'Agati, vi ricordate, già nostro ospite presidente appunto del premio Piersanti Mattarella,
e questo è un messaggio che dobbiamo tenere in considerazione, soprattutto quando discutiamo con avversari che non la pensano come noi, sono ostinati, continuano ad aver torto, insomma, quando sei convinto di avere ragione, non spingerti mai oltre, lasciati uno spazio, qualche dubbio e tanto buon umore servirà per quando il tempo proverà la tua ragione a tutti quelli convinti del tuo torto. Eh sì, non vale la pena farsi venire il fegato e avvelenarsi. E allora, grazie Matteo, grazie Sveva, grazie a tutti voi, veramente buona continuazione qui su Radio Libertà e sempre buona estate.